Buongiorno da Telecolor, vediamo insieme i fatti più importanti di questa edizione di Sicilia 24. Depositata la mozione di sfiducia delle opposizioni al governo della regione, il 2 dicembre è prevista la discussione in aula. Nel Trapanese è allarme reati da codice rosso, in modo particolare quelli legati al maltrattamento in ambito familiare. La conferma arriva dal procuratore di Trapani, Gabriele Paci. Caltanissetta, prime condanne nell'inchiesta sui maltrattamenti agli anziani della casa di riposo Santa Chiara. 2 imputati sono stati riconosciuti colpevoli, in 3 hanno patteggiato. Una pescheria a Marsala era la base dello spaccio, sgominati 3 gruppi criminali, 27 arresti per armi e droga. L'ombra dei Lo Piccolo dietro le intimidazioni a Sferracavallo con 5 bottiglie di benzina, Dio Pizzo, segnali da non sottovalutare. A Catania, la Tari più alta d'Italia, botta e risposta tra contribuenti e comune. Intanto si cercano accorgimenti per migliorare la raccolta differenziata, ferma al 37%. Per il calcio, brutta tegola per il Catania, frattura del malleolo e stop forzato per Cicerelli. Il trequartista starà fermo quasi 4 mesi. Ancora una buona giornata, cominciamo subito il telegiornale con la mozione di sfiducia che è stata depositata, mozione di sfiducia nei confronti del governo regionale depositata dalle opposizioni, e martedì prossimo 2 dicembre sarà discussa in aula. Il documento è stato presentato ufficialmente all'ARS nella giornata di ieri. Vediamo e sentiamo il servizio. Sarà votata martedì prossimo 2 dicembre la mozione di sfiducia Schifani. La discussione a Sala d'Ercole partirà alle 14. Le opposizioni avranno 3 ore di tempo per argomentare le ragioni del no a un governo, dicono i rappresentanti dei 3 gruppi di opposizione all'ARS, travolto dagli scandali, che fa acqua da tutte le parti e che ha cacciato la Sicilia in un vicolo cieco. La mozione è stata depositata ufficialmente oggi alle 15, nonostante la conferenza stampa di mercoledì scorso che la annunciava. Si tratta di un documento semplice, in sole 3 pagine. Nonostante i tempi tecnici fossero prevedibilmente più lunghi, l'analisi degli uffici è stata fatta immediatamente nell'arco di meno di un pomeriggio e la conferenza dei capigruppo ha deciso per una seduta immediata la prossima settimana. Perché sia approvata servono 36 voti. Ai 23 firmatari della mozione si uniranno probabilmente i 3 deputati di Sud Chiama Nord, più per forma che per convinzione, ma all'appello mancheranno comunque 10 voti perché passi. Difficile, se non impossibile, raccattarli fra i banchi della maggioranza, nonostante la convinzione di farcela di Ismaele Lavartera. Il presidente Schifani ha già detto che non commenterà l'iniziativa delle opposizioni in questa settimana, ma dirà in aula quello che è il suo pensiero politico su questo modo di procedere. E nel Trapanese è allarme reati da codice rosso, in modo particolare quelli legati al maltrattamento in ambito familiare, non solo ai danni delle donne ma anche dei genitori, quest'ultimo reato legato all'uso degli stupefacenti. Laura Spanò. Le leggi ci sono ma non basta, nonostante l'introduzione del cosiddetto codice rosso, con il quale si pensava di risolvere in qualche modo il problema della violenza di genere in provincia di Trapani. I numeri mostrano un aumento di questi crimini. Non siamo riusciti ad assimilare quello che la Costituzione dice, cioè la creazione di un rapporto di eguaglianza. L'aumento che è legato da un lato senz'altro anche a un maggior numero di denunce che arrivano, che vengono presentate presso gli uffici, a una presenza nel territorio da parte delle forze dell'ordine che controllano e intervengono spesso in quanto c'è un allarme, in quanto c'è una segnalazione. Tra i reati allarmanti quello del maltrattamento sulle donne, sui genitori, come dice lo stesso procuratore Paci. La gran parte, se non tutti i casi di maltrattamento che abbiamo sono collegati a vicende legati ai rapporti di coppia, sia tra coniugi, sia tra conviventi, tra ex conviventi e ex coniugi in fase di separazione. Adesso dei nuovi reati di cui stiamo prendendo consapevolezza, che riguardano per esempio sempre all'interno della famiglia i reati collegati all'uso degli stupefacenti. Trapani per esempio si è notevolmente aggravata
questione che riguarda l'uso delle sostanze stupefacenti da parte soprattutto tra i giovani, e questo ha per esempio una ripercussione in una nuova figura di reato che è la violenza commessa nei confronti dei genitori per procurarsi la sostanza stupefacente. I reati racchiusi nella cosiddetta violenza di genere sono crimini che ormai non si possono contestualizzare però ad una sola determinata fascia di popolazione, ma investe tutti. E adesso andiamo a Caltanissetta perché ci sono le prime condanne nell'inchiesta sui maltrattamenti agli anziani della casa di riposo Santa Chiara. 2 imputati sono stati riconosciuti colpevoli mentre altri 3 hanno patteggiato. Vediamo e sentiamo il servizio di Rita Cinardi. Si conclude con 2 condanne e 3 patteggiamenti, uno dei 2 processi sui maltrattamenti ai danni degli anziani ospiti della casa di riposo Santa Chiara di Caltanissetta. Oggi il tribunale, presieduto dal giudice Santi Bologna, ha riconosciuto la responsabilità dei 2 operatori sociosanitari, Gaetano Marrocco e Pietro Castronovo, arrestati lo scorso dicembre durante il blitz dei carabinieri che aveva portato alla chiusura della struttura. Marrocco è stato condannato a 4 anni e 1 mese, Castronovo a 4 anni e 8 mesi di reclusione. Entrambi avevano scelto il rito abbreviato, ottenendo così lo sconto di 1/3 della pena. Il tribunale inoltre ha accolto la richiesta di patteggiamento per 3 operatori che sconteranno la pena con 3 anni di lavoro di pubblica utilità. Secondo l'inchiesta, la Santa Chiara era diventata teatro di abusi e vessazioni ai danni degli anziani ospiti. I più fragili venivano immobilizzati a letto con mezzi di contenimento legati con cinghie alle sedie a rotelle, impedendo loro qualunque tipo di movimento. Altri venivano offesi e in un caso era stato praticato un clistere che aveva provocato un'emorragia ad uno degli anziani che, secondo la ricostruzione degli investigatori, non era neanche stato portato in ospedale. In cambio di soldi avrebbero consentito l'accesso di telefonini e droga all'interno del carcere Pagliarelli di Palermo. L'avviso di conclusione delle indagini per 35 dei 48 indagati, tra questi anche il cantante neomelodico Nico Pandetta, nipote dello storico boss catanese Turi Cappello. Per una decina era stato disposto il giudizio immediato. Gli arresti sono stati effettuati lo scorso 23 maggio nel corso delle indagini e sono finiti in manette anche alcuni agenti penitenziari. Fatta luce anche sul presunto tariffario degli stupefacenti smerciati all'interno del carcere. Una canna al prezzo di 3 pacchi di sigarette, cioè circa 20 euro, 1 grammo di hashish tra i 100 e i 150, 1 grammo di cocaina arrivava a costare anche 500-600 euro. Per i telefonini si dovevano sborsare 500 euro. Nelle carte i magistrati della Procura di Palermo scrivono che c'è chi ha guadagnato anche 15.000 euro in 1 mese e mezzo. E adesso continuiamo con la cronaca perché 4 persone sono state arrestate dalla polizia a Niscemi per traffico di spaccio di stupefacenti ed estorsione in seguito al provvedimento restrittivo emesso dalla GP di Gela su richiesta della locale procura. Per 3 indagati è stata disposta anche la custodia cautelare in carcere, per un quarto invece gli arresti domiciliari. Quest'ultimo è stato rintracciato a bordo di una motonave diretta al nord Italia. Siamo adesso all'operazione antidroga che ha portato ieri a 27 arresti nel Trapanese. La base di spaccio era una pescheria di Marsala. Il servizio è di Simona Mazzone. C'è anche un pescivendolo che aveva trasformato la sua pescheria in una base logistica per lo spaccio di cocaina tra i 27 arrestati per traffico di droga, eseguite 20 perquisizioni fra Trapani, Marsala e Mazzara del Vallo. L'indagine avviata nel 2020 ha permesso di accertare un fitto commercio di cocaina. Un gruppo criminale era attivo a Marsala e riconducibile a un pregiudicato all'epoca ai domiciliari per droga, autorizzato ad allontanarsi da casa per gestire la pescheria di cui era titolare. L'uomo in realtà aveva trasformato l'esercizio commerciale in un centro di spaccio. Il pescivendolo nel corso dell'indagine è stato privato della pescheria, così ha pensato di trasferire la base operativa della droga nella sua casa. Del gruppo facevano parte anche padre e cugino, coinvolti in un grave atto intimidatorio consistito nell'incendio di un noto bar marsalese perché il titolare aveva rifiutato un'assunzione. Un altro gruppo faceva capo a un allevatore marsalese di 70 anni collaborato da una fitta rete di pusher. Ma si è scoperta anche una terza associazione con base operativa in un appartamento di Marsala dove operavano giovanissimi pusher con la complicità di organizzazioni criminali calabresi che assicuravano un canale di approvvigionamento a prezzi concorrenziali della cocaina per poi rivenderla nel Trapanese. Nel corso delle operazioni sequestrate anche diverse armi.
E su richiesta della Procura di Marsala è stata disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo accusato, assieme al fratello, di avere tentato di appiccare un incendio in una pescheria della città. L'attentato è stato compiuto lo scorso 12 ottobre. Secondo l'accusa, i due fratelli marsalensi, dopo aver prelevato della benzina, avrebbero raggiunto Piazza del Popolo e con il volto travisato si sarebbero introdotti nel mercato ittico, appiccando il fuoco al bancone dell'attività commerciale. Adesso andiamo a Palermo, dietro le intimidazioni a Sferracavallo con 5 bottiglie di benzina si allunga l'ombra dei Lo Piccolo, l'appello adesso di Dio Pizzo, commercianti dicono non abbassate la guardia. Marco Gullà. Sferracavallo è ancora sconvolta. Le bottiglie di benzina lasciate davanti le saracinesche di 5 attività hanno profondamente scosso la borgata palermitana. Un gesto eclatante, come a dire la mafia c'è, è sempre presente. Un gesto, quello di ieri, che potrebbe segnare il ritorno di un vecchio ordine mafioso nel mandamento di San Lorenzo Tommaso Natale, un territorio dove l'ombra dei Lo Piccolo di fatto non si sarebbe mai dissolta. E allora gli investigatori sono a lavoro anche per individuare chi ha posizionato le bottiglie di benzina davanti alle attività. Questo territorio è stato recentemente interessato da importanti operazioni di polizia che hanno smantellato organizzazioni criminali di stampo mafioso operanti nello stesso territorio. Non è da escludere, ma su questo ovviamente ci sono delle indagini in corso, che nuove leve vogliono imporsi nello stesso territorio, iniziando a minacciare pesantemente i commercianti. Gli investigatori sono a lavoro anche per il secondo episodio che, secondo le forze dell'ordine, è legato all'intimidazione di Sferracavallo, ovvero il rogo che ha colpito un rimessaggio di Isola delle Femmine con il danneggiamento di 11 imbarcazioni. Anche qui l'ombra forte di Cosa Nostra. Non bisogna prendere sotto gamba qualsiasi gesto, qualsiasi segnale, perché questo può essere ricondotto anche a dinamiche mafiose. E adesso una notizia: 18 cuccioli di cane sono stati salvati su una strada provinciale del Nisseno, dove un automobilista ha notato un veicolo fermo sul ciglio della carreggiata ed un uomo intento a scaricare dal cofano alcuni cartoni contenenti i cuccioli. Allertati, i carabinieri, come vedete in questa immagine, sono intervenuti prontamente e i cagnolini sono stati presi in custodia temporanea affidata ad un'associazione di volontariato per le cure necessarie. Grazie anche alla targa, gli uomini dell'Arma sono risaliti al responsabile dell'abbandono. Ora invece arriviamo a Catania, perché torniamo a parlare della Tari più alta d'Italia, un botte e risposta nel prossimo servizio tra i contribuenti ed il Comune, ma si cercano intanto accorgimenti anche per migliorare la raccolta differenziata che si attesta al 37%. Tonino De Mana. I contribuenti catanesi che si lamentano per l'elevato costo della Tari, la più alta d'Italia. Il comune che si discolpa, puntando il dito contro i cittadini che non fanno la differenziata o addirittura ai cosiddetti pendolari dei rifiuti. E tutti contro tutti, con il saldo Tari da pagare entro il 10 dicembre che riaccende polemiche, per la verità mai sopite. Alcuni numeri. Una famiglia catanese pagherà 602 euro a fronte di una spesa media nazionale di 340 euro. Tutto questo mentre la raccolta differenziata si attesta attorno al 37%. Da qui lo sfogo dei catanesi. Certo che è un incubo, cioè 602 euro. La maggior parte dei catanesi non fanno la differenziata come si deve. Quante volte lei ha visto un catanese che butta la spazzatura fuori orario? Un sacco di volte. Costa anche portare la spazzatura fuori regione. Certamente con la nave che la portano in Olanda, e quindi quella spesa della spazzatura che viene portata in Nord Europa la paghiamo noi. Perché? Perché non vengono fatti i termovalorizzatori come tutte le città del nord che ce l'hanno. La replica è affidata all'assessore all'ecologia Pesce, secondo cui Catania paga colpe non sue. Purtroppo l'abbandono indiscriminato dei rifiuti, quindi una forte cifra di rifiuti indifferenziati, comporta enormi costi quando conferiamo in discarica. A questo aggiungiamo anche
le bonifiche che effettuiamo sistematicamente in città e quindi ulteriori costi. Questo non ci ha consentito fino a questo momento di poter diminuire la Tari. Per i termovalorizzatori ci vorrà del tempo, quindi sarà necessario migliorare la raccolta differenziata, specie nei grossi condomini, esperimento già riuscito al Viale Mario Rapisardi 190. Adesso ci fermiamo, c'è una breve sosta, dopo torniamo e parleremo di crisi idrica. Torniamo insieme, parliamo come detto di crisi idrica in questo segmento del nostro telegiornale. Ieri c'è stata la replica dell'assessore regionale Turano al sindaco di Trapani Tranchida, ha giudicato il suo attacco pretestuoso alla regione. Sentiamo il servizio. Diventa motivo di scontro l'emergenza idrica in provincia di Trapani che sta paralizzando cittadini e amministratori. L'assessore regionale Mimo Turano non ci sta alle dichiarazioni del sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e del presidente di ATI Trapani Francesco Gruppuso e invita tutti ad abbassare i toni. L'assessore non ci sta al fatto che davanti alla grave crisi idrica in provincia di Trapani si gettano ombre sulla regione. Da chi rappresenta le istituzioni ci si aspetta serietà e collaborazioni, non polemiche da campagna elettorale. Il governo Schifani, dice Turano, lavora alla soluzione dei problemi e la riunione di domani con gli amministratori locali della provincia di Trapani servirà a dare risposte istituzionali concrete con lealtà e trasparenza. In tutto questo però Tranchida evidenzia che la città resta sotto forte pressione e che il ritorno alla normalità dell'erogazione dipende dalla tenuta delle fonti di approvvigionamento e dalla stabilizzazione della rete. Nei punti critici della città sono in funzione le autobotti, il dissalatore di Trapani è entrato in funzione mentre il pozzo Staglio 3 è tornato operativo. Interventi fondamentali ma non sufficienti a risolvere la situazione. Anche nel Belice è emergenza idrica. Tra Poggioreale, Santa Ninfa e Partanna molte zone sono rifornite solo con autobotti. Gli amministratori parlano di condizione al limite aggravata da scorte ridotte e continui disservizi. E sempre in tema di crisi idrica, questa volta parliamo di Agrigento. Il presidente della regione Schifani ha illustrato la soluzione individuata da Palazzo Dorrean per superare l'emergenza. Gli agrigentini, ha spiegato, non pagheranno gli errori dei loro amministratori e non rimarranno senza acqua. Ho parlato con i vertici di Sicilacque e non ci sarà alcuna interruzione del flusso idrico, e questo grazie all'intervento della regione che destinerà 10 milioni nel 2026, altri 10 nel 2027, vincolati al pagamento del debito verso Sicilacque che AICA dovrà restituire in 10 anni. Ora ci occupiamo del ponte sullo stretto. La lotta dei movimenti No Ponte diventa un cartoon che lancia la grande manifestazione nazionale in programma sabato prossimo. Sentiamo il servizio di Francesco Triolo. Le mani dallo stretto, scendi in piazza un po' di Giù le mani dallo stretto, da oggi su tutti i social viaggia sotto forma di cartoon quello che sta diventando l'inno dei movimenti No Ponte. Monta la mobilitazione dei movimenti, cresce l'attesa per la grande manifestazione nazionale programmata per sabato prossimo. Chi pensa al ponte è un'idea, il 29 novembre Messina ci chiama per difendere un'anima, accendere una fiamma. E la voce del collettivo musicale Strong Words, non solo una canzone ma un atto di resistenza culturale, dicono. Il videoclip d'animazione racconta la minaccia che incombe sullo stretto attraverso lo sguardo innocente di un bambino e la metafora di un pesce spada, toccando i temi caldi della protesta, investimenti reali per il territorio, sanità, trasporti, dissesto idrogeologico, invece con Mostro d'acciaio. Il brano nasce per supportare il comitato 29 novembre che domani mattina a Messina spiegherà le ragioni della protesta. Per noi adesso c'è un'altra breve sosta, fra poco parleremo di calcio e del grave infortunio che ha patito Cicerelli durante la sfida casalinga con il Latina.
allora di nuovo insieme per parlare di sport, di calcio, ma soprattutto del grave infortunio per Cicerelli, il fantasista, il trequartista del Catania, che è stato diciamo colpito duro dopo appena 45 secondi nel match di domenica contro il Latina. Dovrà stare fermo per almeno 4 mesi, almeno queste sono le previsioni per lui, la frattura del malleolo. Ma sentiamo e vediamo anche questo servizio di Francesco Triolo. Il Catania perde Cicerelli e per molto tempo. È una mazzata quella che arriva dall'esito degli esami diagnostici a cui è stato sottoposto il fantasista rossazzurro, costretto ad uscire dopo soli 7 minuti della partita contro il Latina a causa di un durissimo intervento di Porro. La risonanza magnetica e la TAC hanno evidenziato una frattura del malleolo tibiale e una lesione dei legamenti della caviglia destra. A causa della gravità dell'infortunio saranno necessari ulteriori accertamenti diagnostici e altre visite specialistiche per decidere se intervenire chirurgicamente o scegliere la terapia conservativa con un periodo di immobilizzazione e successivo percorso di riabilitazione. In ogni caso l'assenza di Cicerelli dal campo sarà molto lunga. Un duro colpo, soprattutto perché Cicerelli si è dimostrato un'arma in più per il Catania in questo avvio di campionato. Adesso ci sarà da studiare come sostituirlo. È uno dei nodi che dovrà sciogliere Mimmo Toscano, che ci ha lavorato già dal primo allenamento della settimana. In mezzo c'è Bagar, perché nella partita contro il Picerno, oltre a Cicerelli, potrebbe essere concesso un turno di riposo a Lunetta e così Stoppa, D'Ausilio, Corbari e Imenez insieme al rientrante Quaini potrebbero giocarsi 2 maglie. Su Quaini però attenzione, perché potrebbe essere utile alla causa anche in difesa. È tutto, ci fermiamo qui almeno per questa edizione di Sicilia 24. L'informazione su Telecolor torna alle 14. Grazie per averci seguito, a tutti voi l'augurio di una buona giornata.